certificato vaccinale. Saranno i carabinieri del NAS ad accertare questo tentativo di corruzione da parte di un medico USCA dell'ULSS 2 ad un operatore del centro vaccinale di Godega. Il medico ora rischia la sospensione. Crescono i contagi in Veneto e il governatore Zaia torna a proporre per il cambio di colore delle regioni il criterio dell'ospedalizzazione. Il ministro Speranza si dice favorevole. Squadre venete dei Vigili del Fuoco sono partite per il nord Europa per aiutare la popolazione colpita dall'alluvione. Il racconto della tragedia dei gelatieri bellunesi emigrati in Germania. Un'estate di cantieri a Treviso, lunedì chiude parzialmente via Manin, mercoledì via Foscolo. Il sindaco Conte, disagi inevitabili ma necessari. Autopirata in via Sant'Antonino, tamponauto con a bordo un bambino fugge, ma nella fuga provoca un altro incidente, fermato dalla polizia locale l'autista. È finito in carcere dopo un giudizio per direttissima. Un trettenne di origini magrebine ha picchiato selvaggiamente la mamma, che si è salvata solo grazie all'intervento dei carabinieri. È successo nel Coneglianese. Troppi pregiudicati, tante risse, per questo la questura di Treviso ha chiuso per 10 giorni un locale di San Liberale. Residenti esasperati devono chiuderlo. Prima uscita ufficiale della neopresidente del Prosecco Superiore, Elvira Bortolomiol. Questa mattina ha incontrato la stampa annunciando le sue mosse. Nuovo direttore, piano di comunicazione, rilancio della DOCG. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'informazione di TG Treviso. In apertura questo caso di presunta corruzione. Un medico USCA di Godega in servizio al centro vaccinale di Godega di Sant'Urbano avrebbe corrotto un operatore per avere un certificato vaccinale falso. Ma c'è di più e ci racconta tutto il direttore generale Francesco Benazzi. Siamo venuti a conoscenza del caso grazie a una segnalazione del presidente della cooperativa, che è quella che assume gli amministrativi ovviamente nei Vax Point, quindi nei centri di vaccinazione. Devo ringraziare i coordinatori dei centri, perché sono loro che controllano, verificano, vedono il flusso delle vaccinazioni e anche seguono la parte ovviamente dei certificati. Un certificato vaccinale era stato emesso, anche se ancora non completo, ma qualcosa in quel foglio di carta che attestava l'avvenuta vaccinazione, almeno con prima dose, di un medico USCA in servizio presso il centro vaccinale di Godega di Sant'Urbano non andava. A segnalare il caso all'ULSS, come spiega chiaramente il direttore generale Francesco Benazzi, il coordinatore del punto vaccini. Al centro della vicenda 2 persone, il medico e un operatore amministrativo suo collega che avrebbe emesso il certificato fasullo. La persona ha ammesso tranquillamente di avere di essersi un attimo prestato a una situazione un po' difficile, però chiaramente questo va tutto verificato da chi ha la competenza, e noi abbiamo segnalato queste cose a chi ha competenza, quindi ai NAS, e poi loro decideranno cosa fare. Noi poi ovviamente avremo anche un obbligo ovviamente di sospenderlo dal servizio, però le dico, prima l'indagine deve essere compiuta. Le indagini prima per accertare il fatto, da cui, se confermato, l'ULSS potrebbe dunque decidere per la sospensione del medico, e se i fatti saranno confermati si tratterebbe del primo tentativo di corruzione per evitare le sanzioni previste per sanitari che non si vaccinano, come detto dal decreto legge numero 44 convertito in legge dal Parlamento a fine maggio. Mentre sono già diversi i casi dei medici Novax nel Trevigiano che hanno provato a giocare la carta della tutela legale. Abbiamo avuto 2 o 3 casi che sono emblematici, che qualcuno si è presentato con il proprio avvocato. Ecco, cosa assurda, perché a queste persone diciamo: se avete qualcosa da eccepire ci scrivete le motivazioni, il vostro avvocato ci scriva, non presentatevi mai più ai centri vaccinali con il vostro avvocato al fianco, perché non ci interessa. Parliamo dei contagi, sono 425 i nuovi positivi in Veneto nelle ultime 24 ore. Il presidente Zaia torna a proporre il criterio dell'ospedalizzazione per la definizione dei colori delle regioni, e il ministro Speranza si è detto favorevole. La soluzione migliore sarebbe quella di agganciare il colore delle aree, quantomeno dell'area bianca, ai tassi di riempimento dell'ospedale. Cambi di colore delle regioni in relazione all'avanzata dei contagi. La proposta del presidente del Veneto Zaia sembra essere stata accolta dal governo. Il ministro Speranza ha detto che in una fase caratterizzata da un livello importante di vaccinazione è ragionevole che nei cambi di colore e nelle conseguenti misure di contenimento pesi di più il tasso di ospedalizzazione rispetto ad altri indicatori. A fronte dell'impennata di contagi trascinati dalla variante Delta, ciò consentirebbe di evitare che diverse regioni, tra le quali anche il Veneto,
Veneto lascino a breve la fascia bianca per tornare a nuove restrizioni. Altra questione calda in queste ore è quella dei viaggi, con il monito della Farnesina soprattutto per mete estere. Proprio in questi minuti, non ore, si sta discutendo anche della possibilità probabile che si chieda ad esempio il tampone, la quarantena ad alcuni cittadini italiani che sono in alcuni paesi problematici. Uno di questi è la Spagna. Lo dico ai cittadini che magari stanno programmando delle vacanze in alcuni paesi, che si informino bene prima. Vedo che c'è una discussione a livello nazionale che potrebbe anche tradursi in qualche magari direttiva di sanità pubblica per evitare che ci siano ingressi di persone che portano il virus. Per il futuro, contando che secondo le previsioni in ottobre ci sarà in Veneto circa l'82% della popolazione vaccinabile già immunizzata, è logico pensare, dice Zaia, a maggiori libertà per i vaccinati. Non mi permetto di entrare nelle libertà personali, però dico che una persona che si è vaccinata giustamente avrà titolo. Le faccio un esempio: perché dobbiamo far fare la quarantena a un vaccinato con 2 dosi con la Green Card? Con il Green Pass. Faremo in modo che faccia il tampone di verifica se ha avuto un contatto stretto, che sia un familiare che si è infettato, ma dopodiché chi ha le 2 dosi, questa è la mia idea, ha avuto le 2 dosi di vaccino, non deve fare la quarantena. E da oggi il governatore, dopo l'incontro con i direttori generali delle ULSS, annuncia un cambio di strategia sui tamponi. Finire con la pesca a strascico e andare a cercarsi i positivi, perché ormai i positivi ce li abbiamo, a differenza di 15 giorni fa quando dovevamo cercarli perché non ce n'erano. E quindi ci concentriamo molto di più sul contact tracing, cioè vuol dire quando troviamo uno dei 425 positivi di oggi, si va a costruire la sua catena dei contatti per capire se si è infettato o ha infettato qualcuno dei suoi conoscenti. Aziende e famiglie con tanti debiti anche a causa del Covid. A Montebelluna è stato presentato proprio un pronto soccorso per queste persone. La situazione delle imprese, oggi si parla di 1 su 4 che non sopravviverà. Io spero che sia una previsione esageratamente pessimista. Qualcuno dice che saranno anche di più. Noi faremo il possibile di avvicinarsi al numero 0. La crisi morde ancora e l'incertezza causata dalla variante Delta non aiuta, da qui l'accordo siglato in queste ore da Ascom Montebelluna e OCC, l'organismo di composizione della crisi trevigiano istituito a giugno 2020 dal Ministero di Giustizia. L'obiettivo è quello di gestire i piani di salvataggio delle aziende e delle famiglie in difficoltà, quelle maggiormente sovraindebitate. Che molto spesso purtroppo queste persone hanno un senso di vergogna e quindi non vanno ad esporsi facilmente, quindi formare delle professionalità, creare uno sportello di gestione del debito e poi di dare supporto ovviamente agli operatori di Ascom laddove ci siano delle situazioni che ci vengono segnalate di possibile sovraindebitamento. Un pronto soccorso economico quindi che ha l'obiettivo di riportare alla normalità imprese, lavoratori autonomi e professionisti, soprattutto se con fatturati di piccole dimensioni. Per ognuno sarà studiato un piano personalizzato per il ritorno graduale alla normalità. Lo sportello garantirà la massima riservatezza, lo attiveremo direttamente qua in delegazione di Montebelluna, il numero telefonico è lo 0423 300 201, è il nostro numero della sede. Noi affronteremo non tanto l'ondata del contagio ma l'ondata della crisi delle imprese o dell'eventuale crisi delle famiglie. Vogliamo diventare un punto di riferimento e anche una delegazione che dà il via ad un progetto molto importante e interessante per il territorio. Torniamo a Treviso, andiamo a San Liberale, la questura ha chiuso nuovamente un locale, troppe liti, troppi pregiudicati presenti e i residenti sono esasperati. La misura è di nuovo colma e così di fronte all'ennesima lite dove è spuntato anche un coltello, il questore di Treviso Vito Montaruli ha disposto lo stop per 10 giorni del Demas Bar di San Liberale da tempo sorvegliato speciale, sospesa quindi la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dei cittadini. A notificare il provvedimento alla titolare è stata la divisione di polizia amministrativa, sarà valido fino al 26 luglio. L'ultimo episodio pochi giorni fa quando è andata in scena una lite tra extracomunitari iniziò
iniziata all'interno del locale e proseguita nel piazzale antistante, urla, parole grosse che sfociano in una rissa. È in questo momento che un uomo in particolare estrae anche un coltello per vendicarsi e solo per un attimo la situazione non degenera in cieca violenza. Quando tornavo ad esempio verso le 5 iniziavo già a sentire un lieve casino che andava avanti anche per un po' di ore. Non proprio davanti il bar, davanti la porta, ma dietro nella parte posteriore in cui c'erano i tavoli, quindi lì c'era un ammasso di gente che poi anche si prolungava, diciamo, verso la strada, appunto. Diciamo che qualcosa si sentiva anche da casa mia. Il locale nell'ultimo anno in particolare è stato monitorato più volte dalla Polizia di Stato in quanto abituale luogo di ritrovo di diversi pregiudicati, esasperati residenti che chiedono un giro di vite definitivo. È un punto nero, forse uno dei pochi punti neri che ci sono adesso. È da 30-40 anni che è così, però. Sempre stato? Sempre stato, cioè sempre avuto gestioni un pochettino strambe. Dovrebbero chiuderlo definitivamente. Oppure Cambiare gestione, ma bisogna cambiare gestione al 1000 per 1000, non al 100%, anche perché è la gente che fa la gestione, quindi bisognerebbe gente con polso. determinate persone, perché qui è continuo i litigi e le persone qui hanno anche paura qua intorno. A Stana Liberale i lavori di asfaltatura e poi per l'allacciamento alla fognatura, così come anche in via Manina. Andiamo in centro storico a sentire il sindaco Mario Conte. Sono lavori necessari di manutenzione straordinaria in molti casi dei manti stradali che riguardano quasi totalmente i quartieri. Ovvio che ogni volta che asfaltiamo una strada i cittadini ci dicono che ci sarebbe bisogno di altre 10 strade lì attorno. Piano piano faremo tutto. Sarà un'estate di microcantieri, dalle asfaltature nei quartieri all'allacciamento alla rete fognaria, che in 5 anni farà salire del 27% il numero delle famiglie trevigiane allacciate alla rete. I lavori copriranno dai 6 agli 8 chilometri all'anno per 4 anni. Sono disagi per i quali lo stesso sindaco Mario Conte chiede pazienza. Sulla rete partiranno i lavori già lunedì con un parziale blocco dell'accesso su via Manin. Interessato ai lavori l'ultimo tratto, quello in cui si trova il distributore meccanico messo fuori uso da alcuni vandali la notte della vittoria italiana agli europei. I commercianti della zona sono sicuri che il gruppo che poco prima aveva camminato anche sopra i tetti delle macchine parcheggiate sarà identificato a breve. Delle camere qui ce ne sono, anche noi ne abbiamo una, poi c'è comunque più avanti all'incrocio qui anche ci sono. E sicuramente si tratta di ragazzate che però sono cose che vanno punite e che non si fanno. Magari fargli fare qualche servizio socialmente utile andrebbe bene. Da mercoledì il cantiere di Alto Trevigiano Servizi si allungherà fino a via Foscolo e a seguire in quartiere di San Liberale, dove parallelamente il comune sta realizzando un percorso ciclabile rifacendo parte dei marciapiedi. I due cantieri non interferiranno tra di loro, sempre per evitare eccessive manomissioni della pavimentazione. Dall'acquedotto alla rete fognaria all'illuminazione pubblica, una volta che apriamo una strada rifacciamo tutto. Capisco che ci sia qualche disagio in più, soprattutto da un punto di vista di tempistiche, di rumore, di polvere, però è altrettanto vero che questo è un modo nuovo di lavorare in città che porterà sicuramente dei benefici a medio-lungo termine. Cambiamo decisamente argomento. Prima uscita ufficiale della neopresidente della DOCG, Elvira Bortolomiol, ve la facciamo conoscere. Grazie per essere qui a festeggiare con noi questa nuova presidenza in capo a me. Ha esordito così questa mattina la nuova presidente della DOCG più importante e più martoriata del Prosecco. Dopo 15 lunghi mesi di lotte intestine, oltre al nuovo consiglio di amministrazione, da ieri sera il consorzio Prosecco Superiore Conegliano Valdobbiadene ha chi succede a Innocente Nardi. Un'elezione avvenuta senza voti contrari. Il mio discorso sin dall'inizio era stato quello della condivisione totale e quindi se non c'era condivisione avevo già premesso che questa era assolutamente imprescindibile dal futuro. Una posizione ferma, quella della presidente Bortolomiol, che avrebbe sbloccato l'ennesima serie di veti lanciata dalle due parti che si sono combattute talvolta aspramente in quest'ultimo anno abbondante. Così da una parte si sono fatti andare bene l'elezione della vicepresidente Cinzia Sommariva come riferimento degli ex ribelli e dall'altra la riconferma di Giuseppe Colatuzzo indicato dalle cantine sociali. Innumerevoli i compiti che attendono
attendono la neopresidente, a partire da un tassello rimasto vuoto per troppi anni, dopo il licenziamento in tronco di Giancarlo Vettorello, guarda caso proprio nel luglio del 2016. Partiremo dall'elezione di un direttore, vorremmo lavorare molto anche sulla sostenibilità, lavoreremo con il rapporto con l'associazione delle colline, con l'Eliana Valdobbiadene dell'UNESCO, e poi lavoreremo molto in queste strategie di marketing e comunicazione che riportino una maggiore valorizzazione del prodotto. Il vero tema saranno le rese per ettaro, che molti in collina vorrebbero totalmente svincolate, così come la diaspora dei produttori che hanno cancellato il termine prosecco dalle loro bottiglie più pregiate. Poi c'è il tema del prezzo e della concorrenza con la DOC. Io non credo che perderemo quote di mercato se lavoriamo nella qualità e lavoriamo nella valorizzazione. Questo sicuramente non è il nostro obiettivo, quello di aumentare le produzioni e di valorizzare la nostra produzione. Presidenza e una vicepresidenza al femminile, prima volta nella storia del Prosecco, quasi a dire che la DOCG, come per altri versi la DOC, ha usato il rosa. Ma chi gliel'ha fatto fare? Per l'eredità lasciata da mio padre, credo che sia comunque una passione che oramai fa parte del mio DNA e non potevo non mettermi in campo. Siamo alla cronaca, doppio incidente oggi pomeriggio nella zona di Treviso Sud. Una Fiat Punto blu in via Sant'Antonino ha tamponato una Ford Fiesta con a bordo un bambino di 10 anni, il papà di 42 di Casale sul Sile. Poi si è data alla fuga. La vittima dell'incidente ha inseguito la Punto blu che a folle velocità si è diretta verso la tangenziale, causando questa volta un secondo incidente. Siamo all'altezza di via Pasteur, un frontale contro un'automobile condotta da una 49enne della Burkina Faso di Villorba. Sul posto è arrivata l'ambulanza del 118 per medicare il bambino e 2 pattuglie di polizia locale a bordo della Punto blu che ha provocato i 2 incidenti. 3 persone residenti nel napoletano. A carico del conducente scatterà la denuncia per omissione di soccorso che prevede la reclusione fino a 3 anni e la sospensione della patente da 1 a 3 anni. Ed ora vi raccontiamo un episodio di violenza domestica. Andiamo nel Coneglianese. Una vera e propria furia alla quale si è sottratta solo chiudendosi a chiave in macchina e chiamando i carabinieri. Una notte dell'orrore, forse l'ennesima, quella vissuta da una donna cinquantenne di origini magrebine, picchiata selvaggiamente a mani nude dal figlio trentenne. Schiaffi, pugni, strattonamenti che sono arrivati dopo l'ennesimo diverbio, forse a causa di una richiesta di soldi per comprare la droga. Lui, con dipendenze, non aveva un lavoro ed era già noto per episodi di resistenza pubblico ufficiale. Da inizio 2020 però le cose erano ulteriormente peggiorate, soprattutto tra le mura domestiche. La donna aveva già segnalato un'escalation dei maltrattamenti. Nella notte tra il 14 e il 15 luglio l'epilogo, prima la lite, poi le botte con la donna che riesce a divincolarsi e ripararsi nell'auto, sfuggendo così al vortice di violenza. Parte la telefonata al 112, sul posto arrivano i carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Conegliano e i colleghi della stazione di Codogné. Il giovane viene fermato e la donna portata al pronto soccorso in ambulanza con lividi e contusioni. Ne avrà per 20 giorni, mentre il figlio, giudicato per direttissima, si trova adesso in carcere a Santabona con l'accusa di lesioni gravi. Era la guida di un auto articolato con patente B invece di patente C, come previsto per la legge. La scoperta degli agenti della Polstrada di Treviso nel corso di un controllo di ieri pomeriggio nei pressi del nuovo svincolo della Pedemontana a Montebelluna. Il camionista abusivo ora rischia una sanzione che va da un minimo di 5.100 euro fino a un massimo di 30.000 euro. Il mezzo è stato sottoposto a fermo amministrativo, sanzionata anche l'impresa trevigiana proprietaria dell'auto articolato. La polizia stradale di Treviso nell'ultima settimana ha intensificato i controlli sui mezzi pesanti lungo la A27, la Pedemontana. 48 i mezzi industriali controllati, 22 erano stranieri, 38 le violazioni elevate, 8 violazioni contestate sono dovute all'eccedenza di carico, 9 violazioni riguardano il mancato rispetto della normativa sociale inerente ai tempi di guida e il riposo degli autisti professionisti. La statale Feltrina è rimasta chiusa al traffico per oltre 4 ore nella tarda serata di ieri a causa di un guasto ad una tubazione di metano a 4 atmosfere. La rottura è avvenuta intorno alle 21. Siamo a Signoressa di Trevignano. I vigili del fuoco di Montebelluna sono intervenuti per mettere in sicurezza il posto. Le operazioni sono proseguite fino a notte inoltrata. La rottura è avvenuta mentre erano in corso alcuni lavori per l'ultimazione della nuova rotonda all'altezza dell'attuale sede di Intesa San Paolo, ex Veneto Banca. Ci fermiamo per pochi secondi e poi continuiamo dopo la pubblicità.
Buonasera, ben ritrovati. Andiamo ora a Mogliano Veneto, dove oggi è stato presentato il nuovo piano di interventi. Andiamo a vederlo insieme. Il piano regolatore generale, conosciuto come PRG, va in pensione. Al suo posto a Mogliano arriva il PI, piano degli interventi, una pianificazione innovativa e un esempio di democrazia a tutti gli effetti, perché per la prima volta sono state accolte e saranno discusse in Consiglio Comunale 6 proposte dei cittadini su altrettante aree. Sono accordi su aree che spesso abbandonate, dove magari il vecchio PRG prevedeva tipo dei parcheggi, delle opere pubbliche che il Comune non è mai riuscito a fare perché non è riuscito ad espropriare e a fare l'opera pubblica. Adesso il privato ci dice: guarda, te la faccio io l'opera pubblica, in cambio mi dai un po' di cubatura. Quindi riusciamo a portare a casa 1.250.000 euro di beneficio pubblico. 6 accordi pubblico-privato su aree di interesse pubblico. Le proposte di variante allo strumento urbanistico sono state scelte tra 18. Tra queste una riguarda il quartiere Est, dove è dismesso da 30 anni il vecchio essiccatoio. Viene demolito, bonificato e verrà fatto un edificio con funzionalità commerciale molto più piccolo rispetto al volume attuale, e questo ci permette di portare a casa un beneficio pubblico molto importante, ben 500 alberi. Aspettatevi dunque di ritrovare i platani lungo il terraglio. Il piano riconosce il valore della città giardino di Mogliano e ne promuove la tutela. Inoltre pianifica il riordino di aree agricole con possibilità di abbattimenti e cambi di destinazione d'uso. Parola d'ordine: rigenerazione urbana in chiave però sostenibile. Abbiamo rivisto anche gli indici di edificabilità per una città che, se deve crescere, cresce in maniera omogenea, e abbiamo tolto addirittura 100.000 metri cubi in aree dove prima il PRG era un po' sfasato con indici eccessivi. È stata inaugurata oggi a Montebelluna, l'impianto sportivo di Via Biagi, la restaurata pista di atletica, un intervento atteso, corposo, per il quale l'amministrazione comunale ha stanziato 500.000 euro, che è stato eseguito tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021. L'intervento si era reso quanto mai necessario perché per poter utilizzare l'impianto per attività agonistica serviva a rinnovare il collaudo e il certificato di omologazione dell'impianto, della durata di 14 anni, secondo quanto previsto dalla FIDAL, Federazione Italiana d'Atletica Leggera. Ritmi e danze nel mondo, è tornato finalmente una kermesse che dura ormai da 26 anni. La 26esima edizione del Giavera Festival finalmente si cambia. Ieri sera abbiamo visto una ragazza di colore con la bandiera italiana, vestita di bandiera italiana e abbracciata da italiani. Veramente si cambia nel modo di pensare chi arriva da fuori. Sarebbe ora cambiasse non soltanto per l'occasione così simpatica come una vittoria ai campionati di calcio. In casi come questi ci si sente tutti italiani, anche tra italiani. Poi il giorno dopo, 2 giorni dopo, anche tra italiani ci si sente un po' meno italiani. Parte anche da questa riflessione la 26esima edizione del Giavera Festival, Ritmi e danze dal mondo, da giovedì a domenica prossima, come di consueto, nel parco di Villa Wasserman. Dal mio punto di vista è una strada obbligata, è una strada che bisogna scegliere di percorrere comunque. Un cambiamento inevitabile che deve essere portato avanti con integrazione, che significa accettazione di chi coprirà la nuova natalità, insegnando loro di rispettare le nostre regole di civile e pacifica convivenza. Un contatto tra culture che da 26 anni Ritmi e danze cerca di intensificare attraverso spettacoli culturali, ma anche esibizioni etniche, dibattiti aperti sulla definizione del termine straniero e contaminazioni come quella di quest'anno, che vedrà la banda di Nervesa suonare per la prima volta l'inno nazionale del Burkina Faso. Tutte iniziative per prepararsi a quello che tutti gli indici demografici indicano da tempo. Vuol dire che i nuovi italiani tra 10 anni avranno un colore diverso della pelle? Oh sì, e sarebbe interessante che i colori si mischiassero. Previsioni del tempo, come ogni venerdì sentiamo il generale Giancarlo Iannicelli. Anticiclone, come vedete dalla carta, è posizionato troppo a nord sull'Atlantico, addirittura sulle isole inglesi. Da quella posizione ha fatto discendere aria fresca e instabile, ha dato vita a sistemi perturbati, anche molto intensi. Gli effetti sono stati disastrosi veramente sul centro e sul nord Europa. Da noi gli effetti più attenuati comunque sono sentiti, anche perché si è creata una seconda depressione, i cui effetti sono anche evidenti ancora sulla carta. Vedete gli ammassi nuvolosi più o meno irregolari. Ora si va spostando tutto verso sud, quindi diciamo
la zona più critica si sposta verso lontano da noi gradualmente, quindi avremo un miglioramento. Infatti prevediamo per domani, un po' su tutte le nostre zone, ancora una nuvolosità residua ma anche delle schiarite. Non sono previsti fenomeni almeno diffusi. Per domenica ulteriore miglioramento, quindi cielo in prevalenza poco nuvoloso, sereno, anche se c'è ancora un po' di instabilità, quindi il pomeriggio un'attività cumuliforme che localmente potrebbe essere anche più intensa. Da lunedì tempo di nuovo stabile, cielo in prevalenza sereno e temperature naturalmente, siamo in periodo di solleone, supereranno di nuovo i 30 gradi anche di diversi gradi. Più in dettaglio allora quindi per domani e per dopodomani minimi intorno a 20-21 gradi, massime 29-30 per domani e per dopodomani già oltre 30, 31, 32. I venti sono deboli ancora dai quadranti settentrionali, poi si attenueranno ulteriormente. L'alta Adriatico è previsto mosso, ma la tendenza è al poco mosso. È tutto. Premo la pagina del Bellunese. E per la pagina del Bellunese le immagini ci portano in Germania, il Veneto e la provincia di Belluno con il fiato sospeso. Tantissime comunità del Bellunese sono presenti in maniera massiccia proprio in quei territori dove sono emigrati con le loro gelaterie. Una catastrofe per immagini, quelle della devastazione causata dall'alluvione che ha colpito la regione del Nord Rhine-Westfalen a nord della Germania, che ad ora ha causato un centinaio di morti, oltre 1.300 dispersi. Quella del Nord Reno-Westfalia, la regione di Dortmund, Essen, di Düsseldorf e Wuppertal, città dove a ogni angolo si trovano le attività dei mastri gelatai partiti dalla vallata Zoldana sin dai primi del Novecento. In queste ore c'è forte preoccupazione nel Bellunese per le sorti dei nostri concittadini, anche a causa delle comunicazioni difficili, come ci ha confermato il sindaco di Val di Zoldo, Camillo De Pellegrin. So di per certo che abbiamo un nostro concittadino che ha avuto la gelateria completamente distrutta, peraltro ho messo anche delle immagini dove si dice chiaramente l'intensità del danno, la gelateria è completamente distrutta. Fortunatamente loro erano ai piani superiori, sono stati trasferiti e non corrono alcun rischio. Ieri una colonna dei Vigili del Fuoco è partita dal Veneto per contribuire alle operazioni di soccorso, mentre le squadre di protezione civile sono allertate e pronte per raggiungere i luoghi del disastro. Sono accaduti fatti gravi, una strage, dice il presidente della regione Luca Zaia. La mia vicinanza è il popolo tedesco e mi permette di dire la nostra comunità veneta che è lì. Mi ha mandato un filmato della sua gelateria Fausto Bortolot, che è lo storico ex presidente dell'Unitais, danno lavoro a 22.000 persone, i gelatieri di Germania. La sua gelateria aveva penso 1,70 m, 1,80 m di acqua. Noi abbiamo gelatieri praticamente in tutta la Germania, non solo, ogni città ha almeno una gelateria, quindi era quasi inevitabile che qualcuno di noi fosse colpito. Diciamo che la speranza appunto è quella innanzitutto che non ci siano feriti tra le persone che non abbiamo sentito, e questo pare essere così, poi dopo i danni si sistemano. L'Associazione Bellunesi nel Mondo è in contatto con le comunità bellunesi colpite dall'alluvione, non solo in Germania ma anche in Belgio, Lussemburgo e Olanda. La nostra gente è tenace e supererà anche questa tragedia, scrive il presidente Oscar De Bona. È un tema, il tema dei cambiamenti climatici, è un tema del rispetto dell'ambiente, e anche il tema dei corsi e ricorsi storici. Ringrazio i Vigili del Fuoco, li vediamo qui in queste immagini che sono partiti per la Germania, un po' tutti i volontari, la protezione civile, tutti coloro che si danno da fare. Ovvio che la Germania adesso è in ginocchio. Non è piaciuto al PD il progetto di legge sulle concessioni di grandi derivazioni presentato ieri in Commissione regionale. Lo hanno definito un colpo basso, hanno lanciato una controproposta. Non è tutto oro quel che luccica. L'impianto del progetto di legge presentato in Commissione seconda dall'assessore Giampaolo Bottacin sulle concessioni di grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico funziona fino all'articolo 12. Il successivo, al comma 2, manda all'aria la legge del 2006 sui canoni idrici al 100% destinati alla provincia di Belluno e rimanda ad accordi quadro annuali da sottoscrivere con la Regione le risorse che saranno ridotte transitoriamente al 25%, tenendo conto della necessità di interventi di sistemazione idrogeologica e di sviluppo economico e sociale del territorio. Quello che ieri l'assessore regionale Bottacin ha definito una svolta epocale è ritenuto uno schiaffo, un colpo basso al bellunese dai vertici del PD che oggi lanciano una controproposta. Oggi è inevitabile concedere alla provincia di Belluno su un tema tanto delicato e molto importante per il nostro territorio come il dissesto, la difesa del suolo e tutto quello che è legato
alle avversità e alla complicatezza di vivere in montagna, di concedere in questo campo una piena autonomia. Ci sono spazi giuridici e finanziari in Calza de Meneca che assieme alla segretaria provinciale del PD Monica Lotto e ai consiglieri regionali Zotis e Montanari chiedono lo stralcio dell'articolo 13 affinché si realizzi una volta per tutte l'autonomia della provincia di Belluno fatta di funzioni, competenze e risorse. Questo è l'obiettivo da raggiungere, riconoscere finalmente tutto quello che è già scritto nelle norme regionali e nazionali, perché dopo lo statuto e l'articolo 15, ricordo a tutti, c'è la legge 25, che è anche questa della Regione Veneto. L'invito ai consiglieri è che venga riconosciuta la specificità della provincia di Belluno, un passo culturale che la politica non può non condividere. Io non credo che al governatore piacerebbe dover ogni anno fare un accordo quadro con lo Stato centrale per le materie di competenza regionale. Ecco, io credo che questo sia lo spirito giusto, ma ripeto, noi oggi vogliamo lanciare un messaggio di speranza e soprattutto costruttivo. Immediata la replica dell'assessore Bottaccin, che ha detto evidentemente gli esponenti del PD non sono a conoscenza che quella norma, posta peraltro a tutela e non a danno del territorio bellunese, ha una valenza transitoria nelle more del perfezionamento dei più ampi accordi in materia di difesa del suolo che stiamo perfezionando con la provincia, accordi che sono previsti per legge, mai superati, ma anzi aggravati enormemente dalla legge del Rio voluta dal PD. Proprio in tal senso ho scritto oggi una nota al presidente Padrin, prosegue Bottaccin, nel quale specifico che non appena sarà perfezionato l'accordo quadro previsto dalla legge regionale 2/2006 come attualmente modificata, proprio quell'articolo potrà essere stralciato in quanto superato dall'accordo stesso. Questa è l'ultima notizia per noi, vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia, siamo alle previsioni del tempo. Arrivederci. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate. Benvenuti al meteo. La perturbazione si sposta verso il sud Italia. Ecco che sul nostro territorio il tempo migliora. Ci attende dunque un weekend in prevalenza stabile. Il dettaglio di sabato 17 luglio. Sul Veneto la grafica evidenzia una situazione buona e posso già anticiparvi che sarà così anche per la giornata di domenica, ma torniamo a sabato perché al mattino avremo un ampio soleggiamento. Dal pomeriggio cielo via via più nuvoloso e sui rilievi non si escludono anche dei veloci acquazzoni. Temperature in ripresa, minime tra 18 e 21 gradi, valori massimi compresi invece tra i 27 e i 33 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui sarà soleggiato inizialmente, col passare delle ore poi saranno possibili dei rovesci sui monti. Temperature minime tra 18 e 21 gradi, valori massimi compresi invece tra i 26 e i 29 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, tanto sole ovunque, sui settori settentrionali qualche precipitazione nella seconda parte della giornata. Temperature minime intorno ai 19-20 gradi, massime sui 31-32 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento con Antenna 3. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate.